19 comuni della provincia di Agrigento sono in seria emergenza sanitaria, prosegue lo sciopero dei lavoratori ecologici, città invase da rifiuti. Favara ha crollato totalmente l'immobile di proprietà della chiesa madre di Vicolo Vullo. Case popolari di Contrada Piana dei Peri a Favara, l'assessore Virone, a breve la consegna delle chiavi, a seguire l'allaccio idrico ed elettrico. La città di Favara ha ospitato il coordinamento regionale dei lavoratori ASU, chiesto incontro con i candidati alla presidenza della regione. Bentrovati all'informazione di Sicilia TV. Ed è emergenza rifiuti, fumata nera al vertice di ieri in prefettura. I lavoratori proseguono lo sciopero e rischiano il precetto. Sabato prossimo corteo ad Agrigento, lunedì invece è atteso l'arrivo dei commissari nei 19 comuni del lato Gesa. Intanto il rischio per la salute pubblica cresce di ora in ora. Degenera la situazione igienico-sanitaria nei 19 comuni del lato Gesa Agrigento 2. Gli operai in sciopero da 10 giorni proseguono la protesta e chiedono il rispetto della dignità di esseri umani prima e di lavoratori dopo. La trattativa avviata tra ATO, sindacati e imprese per la ripresa della raccolta dei rifiuti prosegue. Al vertice convocato in prefettura, il commissario regionale straordinario sull'emergenza rifiuti Maurizio Norrito ha formalizzato la proposta di versare subito 4.000 euro nei conti correnti dei lavoratori, somma quest'ultima che sarebbe solo un acconto delle mensilità arretrate. Proposta comunque che è stata rifiutata dai lavoratori che chiedono il saldo delle retribuzioni spettanti. Il commissario Norrito a breve potrebbe avviare la procedura di precetto sia degli operatori che delle ditte. Intanto per sabato prossimo ad Agrigento è stato organizzato un corteo di protesta a cui gli stessi operatori ecologici invitano a partecipare i cittadini contribuenti, vittime come loro, di un errato sistema di gestione dei rifiuti che in 7 anni ha portato a numerose crisi. La nostra intenzione è quella di non aver calpestato il nostro diritto. Noi siamo partiti col principio giusto e legittimo, che vogliamo tutto il nostro arretrato. Per chiudere col passato bisogna azzerare i conti. Se i conti restano aperti non si può mai chiudere col passato. Per chiudere una cosa bisogna azzerarlo. Noi non vogliamo più che i nostri diritti siano calpestati. Noi vogliamo quello che ci spetta. Noi resteremo fermi fino a quando non ci daranno quello che ci spetta. Facciano quello che vogliono. A nome di tutti i miei colleghi, noi ci scusiamo per il disagio creato nei confronti dei cittadini nella città di Agrigento. Giustamente si sono venuti a creare disagi a livello ambientale, lo sappiamo, siamo tutti qua. Noi vorremmo andare a lavorare, però dovrebbero anche capire i cittadini la nostra situazione ed essere con noi a protestare, perché anche loro pagano delle bollette salatissime in cui il servizio non viene effettuato. Che vengano qua, noi aspettiamo, sabato ci sarà un corteo, come si dice, ci sarà un corteo che presiderà qua la piazza Aldomoro e dice che verranno tanti cittadini a protestare con noi. È anche il loro diritto, credo, protestare. A noi, ricordiamo, ritorno a dire, ci dispiace il disagio creato. Purtroppo è questa la verità. Ci sono carrozzoni mangiasoldi, il sistema è crollato, si è notato da anni che non va più. Per la giornata di lunedì 17 invece nei 19 comuni del lato sono attesi i commissari straordinari. Il loro compito sarà quello di recuperare le somme necessarie ai trasferimenti. Sul fronte igienico-sanitario le tonnellate di spazzatura in strada rendono l'aria irrespirabile. A questi vanno aggiunti i danni ambientali dei tanti roghi appiccati. Per l'UGL gli amministratori comunali sono gli unici responsabili dell'ennesima crisi. Io dico ai lavoratori questo, non dimenticatevi i vostri amministratori, non dimenticatevi la latitanza dei vostri amministratori, che sono coloro i quali avrebbero dovuto garantire economicità, che avrebbero dovuto consentire anche un servizio efficiente, ma soprattutto la tranquillità di tutti i lavoratori e delle rispettive famiglie, e in questi 7 anni di gestione perversa del lato Gesa si è arrivati a questo punto. Gli incontri in prefettura proseguono e nelle prossime ore potrebbero giungere importanti novità. Sull'emergenza igienico-sanitaria nei 19 comuni del lato Gesa Agrigento 2 è intervenuta la conferenza dei capigruppo al Consiglio Comunale di Agrigento, che ha chiesto al sindaco, alla deputazione e al prefetto di intervenire tempestivamente adottando i provvedimenti necessari alla tutela della salute pubblica.
Oltre alla ripresa della raccolta della spazzatura, i capigruppo ad Aula Sollano auspicano anche una soluzione ai problemi degli operatori ecologici. Inoltre i consiglieri comunali hanno invitato il primo cittadino Zambuto a valutare l'ipotesi di rinviare la data di inizio delle attività didattiche nelle scuole prevista per domani. È fondamentale trovare una soluzione definitiva al problema perché è inammissibile che ancora oggi, nonostante paghiamo il servizio della raccolta e smaltimento dei rifiuti il doppio rispetto alla Lombardia, ci ritroviamo con la spazzatura in mezzo alle strade. Lo dice il consigliere comunale del PDL di Favara Giuseppe Milioti, visto lo sciopero dei netturbini con conseguente danno per la salute pubblica. Lo stesso invita tutta la deputazione e tutte le più alte cariche politiche impegnate alle prossime elezioni regionali a non pensare solo a come fare le liste e come convincere la gente a votare, ma a risolvere questo problema, perché continuando così, conclude il giovane esponente politico locale, non si fa altro che continuare a screditare la politica e fare perdere ancora di più la fiducia. Il consigliere Milioti si dice vicino e solidale nei confronti degli operatori ecologici in stato di agitazione. E cambiamo argomento, ennesimo crollo nel centro storico di Favara. Fortunatamente nessuna persona coinvolta. A venire giù completamente è stato l'immobile annesso alla canonica chiesa madre di Vicolo Vullo. Vediamo. Nuovo crollo nel centro storico di Favara. A cedere è stato un immobile annesso alla canonica della chiesa madre. L'edificio a 5 elevazioni, ubicato tra il Vicolo Vullo e la via Cafisi, si è letteralmente sbriciolato al suolo nella mattinata di ieri. Fortunatamente l'intera area era disabitata, poiché è stata interdetta al pubblico lo scorso 4 settembre a causa di un altro parziale crollo avvenuto sempre nello stesso edificio. Evento quest'ultimo che aveva messo in allarme l'arciprete Don Mimmo Zambito, che lunedì scorso si era recato al comune per comunicare l'avvio prossimo dei lavori di demolizione e messa in sicurezza dello stabile. Opere queste complesse a causa delle asperità del sito e che richiedono l'ausilio di mezzi speciali. Fortunatamente non è successo nulla, ma già da lunedì scorso, oggi è mercoledì, quindi appena lunedì pomeriggio noi avevamo già presentato al protocollo del nostro comune la comunicazione che con mezzi meccanici specifici, quindi con gru da piazzarsi quasi in piazza Cavour oppure con un altro tipo di gru chiamata AT da piazzarsi qui in prossimità di via Madrice, intendevamo procedere all'abbattimento, alla cosiddetta messa in sicurezza o demolizione della struttura. Un appello Don Mimmo lo rivolge alla cittadinanza. Faccio preghiera a tutti coloro che ascoltano, seguono la nostra emittente Sicilia TV di evitare di penetrare in questi e in altri luoghi, perché stanotte, cioè poco prima che succedesse, certamente qualcuno è entrato in questa struttura fatiscente, perché sono state diverte travi o comunque sono state piegate delle barre che erano state messe a protezione. L'arciprete ci fa sapere che si sta già pianificando l'intervento di demolizione dell'altro immobile presente in Vicolo Vullo, sempre di proprietà della chiesa, che rischia anch'esso di venire giù. Presto, probabilmente già dalla prossima settimana, le 56 famiglie aventi diritto ad una casa popolare in contrada Piana dei Peri firmeranno il contratto con l'ente autonomo Case Popolari. A dirlo è l'assessore comunale alle politiche sociali Carmen Virone, dopo la conferenza di servizi svoltasi ieri per parlare del ritardo che ha portato ad oggi alla mancata consegna degli alloggi. Nel corso dell'incontro, alla presenza del dirigente dell'UTC Avenia, del geometra Sollazzo, del responsabile amministrativo Alloggi Popolari Zucchetto e dell'ingegnere Troina dello IACP, si è affrontato il problema della cabina Enel che deve essere ancora collocata. Ultimo ostacolo questo da superare prima di dare il lieto fine a questa vicenda. I dirigenti Enel hanno garantito l'allaccio elettrico in tempi brevissimi. Entro fine settimana, dice Virone, dall'ufficio tecnico del comune sarà pronta l'agibilità degli alloggi. A breve, conclude Virone, che esprime soddisfazione per il risultato,
Le 56 famiglie riceveranno le case che aspettano oramai da più di 10 anni, dapprima in custodia mediante la consegna delle chiavi e poi, terminati gli allacci idrici ed elettrici, potranno abitarle definitivamente, chiudendo così una pagina importante e significativa per la nostra città. E adesso ci fermiamo per la prima pausa pubblicitaria, tra poco. La Camera di Commercio di Agrigento e Progest, azienda speciale, presentano Business Meeting, una 3 giorni di incontri ad alto livello con operatori esteri nel settore agroalimentare e turistico della provincia di Agrigento. Business Meeting, un'opportunità per il territorio, riservata a 24 imprese del settore agroalimentare e turistico ed anche alle associazioni e consorzi di settore. La richiesta deve essere presentata entro le 13 del 14 settembre 2012 alla Progest, telefono 0922 49 02 25. Altre informazioni sul sito della Camera di Commercio di Agrigento. È tempo di novità! Da Ottica Meli trovi Visureal, l'innovativo software che ti permette di vedere in anteprima quali occhiali si adattano meglio al tuo viso. Ottica Meli esegue la perfetta centratura computerizzata delle tue lenti progressive. Potrai scegliere la montatura più trendy delle marche più prestigiose per essere sempre al passo con i tempi. E in più, promozione secondo occhiale. Il primo lo paghi per intero, per il secondo paghi solo la montatura. Ottica Meli, Viale Pietro Nenni a Favara. Da Ottica Meli, solo il meglio per i tuoi occhi. Raindrops are falling on my head, and just like the guy. Tu veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Oui, mais voilà, réponds-moi non ou bien oui. C'est comme ci ou comme ça. Ou tu veux veux pas. Tu veux ou tu veux pas? Toi tu dis noir et après tu dis blanc. C'est noir, oui mais si c'est blanc, c'est blanc. C'est noir ou blanc, mais ce n'est pas noir et blanc. C'est comme ci ou comme ça, ou tu veux pas. La vie, oui c'est une gymnastique. Per la vostra pubblicità su Sicilia TV telefonate ai numeri 0922 32 709. In vista delle prossime elezioni regionali chiedono alla nuova classe politica un impegno per la salvaguardia del loro posto di lavoro. Questo è quanto emerso dall'assemblea del coordinamento regionale dei lavoratori ASU svoltasi ieri a Favara. Si è riunito al Castello Chiaramonte di Favara il coordinamento regionale dei lavoratori ASU recentemente costituitosi ad Enna. Nella sala del telone rosso, una folta delegazione di lavoratori provenienti dalle 9 province dell'isola hanno discusso del loro futuro occupazionale messo a rischio dalla sospensione del sussidio INPS per i prossimi mesi. Gli ASU, oltre 6.000 in Sicilia, da circa 17 anni svolgono attività socialmente utili presso enti sia pubblici che privati. Avendo loro avuto una posizione contrattuale atipica, dalla Regione Sicilia è stata sempre concessa una proroga annuale. Per il 2013 però le loro attività potrebbero sospendersi a causa della mancanza di fondi. Giorni fa l'assessore regionale alle autonomie locali Vernuccio ha scritto a Roma per chiedere allo Stato l'opportunità di sforare il patto di stabilità per il recupero delle somme necessarie al pagamento dei sussidi. Da Favara gli ASU chiedono un incontro con i candidati alla presidenza della Regione Sicilia. Lo scopo è quello di far impegnare la futura classe politica alla risoluzione delle problematiche a salvaguardare i posti di lavoro. Abbiamo avuto il piacere di ospitare il comitato regionale degli ASU per trattare della problematica appunto di noi ASU, che siamo attività socialmente utili, in quanto negli ultimi mesi siamo stati presi di mira dall'assessore all'economia, in quanto ci hanno tagliato i fondi per quanto riguarda i mesi di novembre e dicembre. Dopo varie pressioni l'assessore Almao si è preso l'impegno che praticamente doveva chiedere
al ragione di Stato di sforare la liberatoria a poter sforare il patto di stabilità. E noi chiediamo che si interessano maggiormente al nostro problema, perché il nostro problema è stato dimenticato da 13 anni. Ancora oggi noi chiediamo di intervenire alla classe dirigente che è uscita poco fa con il governo lombardo e molti assessori, in questi 7 governi che ha fatto l'assessore e il presidente lombardo, non sapevano della nostra problematica. In questi 4 mesi che ci stiamo adoperando abbiamo visto dei buoni risultati di una partecipazione abbastanza consistente dei lavoratori ASO e chiediamo ai futuri presidenti che si candideranno un incontro per discutere la nostra problematica, portarla avanti e risolvere il nostro problema, perché a ogni problema c'è una soluzione, bisogna trovarla. L'auspicio che oltre al fatto che loro possano dare aiuto a questo nostro problema, il mio desiderio sarebbe quello che domani anche giovani e meno giovani come noi possano raggiungere traguardi degni di una nazione come l'Italia. Il mondo cristiano cattolico domani festeggia la Croce di Cristo. La data del 14 settembre ricorda la consacrazione delle basiliche del Santo Sepolcro e della Resurrezione, fatte costruire dall'imperatore Costantino sulla collina del Golgota, luogo quest'ultimo della crocifissione di Gesù Cristo. A Favara il giorno dell'esaltazione della croce prevede diversi momenti di preghiera e riflessioni al Calvario di Piazza Capitano Vaccaro. Appuntamenti domani curati dalla locale confraternita della Santa Croce. Il Calvario dalle ore 16 sarà aperto ai fedeli per le visite devozionali. Alle ore 18:30 invece la recita del Rosario, a seguire la Santa Messa celebrata da Don Diego Acquisto, parroco della Chiesa San Vito. Nel corso della celebrazione verrà esposto il Santissimo Sacramento che resterà in adorazione fino alle ore 22:30. E sabato 15 settembre ricorre la solennità della Madonna Addolorata, madre e regina di Agrigento. Il santuario, sito in via Garibaldi, resterà aperto tutto il giorno. Alle ore 18:30 con celebrazione eucaristica, alle ore 19:30 solenne processione con il venerato simulacro della Madonna Addolorata portato a spalla dai devoti con la partecipazione delle confraternite e delle comunità parrocchiali della città. La processione seguirà il seguente percorso: via Garibaldi, via Porta di Mare e piazza Municipio, dove davanti il Palazzo di Città ci sarà l'esibizione del coro polifonico Santa Cecilia. La processione proseguirà con una fiaccolata verso il santuario, dove al termine avverrà la consacrazione della città alla Madonna. E parliamo adesso di poesia e lo facciamo con il noto poeta dialettale favarese Salvatore Sciortino, che sta già preparando un'altra raccolta, la terza, che presto potrebbe essere a disposizione dei lettori. In attesa della pubblicazione, l'80enne raccoglie ancora riconoscimenti. Nonostante l'età anagrafica che dice 80, non si arresta la vena poetica dell'artista favarese Salvatore Sciortino. Quest'ultimo infatti è in fase di stesura di una nuova raccolta di poesie che presto potrebbero essere pubblicate. In attesa del libro però il noto poeta dialettale si gode le soddisfazioni regalate dai suoi versi. Sciortino infatti è stato tra i protagonisti della 15ª edizione del premio di poesia Alessio Di Giovanni, con le segnalazioni al merito per i brani Grazie mamma e Ammidia è una brutta malattia. La cerimonia di consegna delle pergamene si è svolta sabato scorso presso l'aula consiliare del comune di Raffadali. A ritirare i riconoscimenti lo stesso Zito Tocchi, nonostante l'esperienza, ha lasciato spazio anche all'emozione. Ho presentato 2 poesie, una in italiano e una in dialetto. Quando ho ricevuto la lettera che mi hanno dato il merito di queste poesie, sono rimasto veramente contento. Ho partecipato e ho recitato di fronte al sindaco di Raffadali, agli assessori, a tutti i componenti della giuria e per me è gioia. Sto preparando un'altra raccolta perché la gente vuole leggere le mie poesie e spero che al più presto sarà nelle edicole. Con
compie la bellezza di 105 anni. Parliamo del signor Liborio Triassi, nato nel 1907 a Cattolica Eraclea, ma da 20 anni residente a Favara. Il longevo nonnino, domenica prossima 16 settembre, spegnerà le candeline insieme ad amici e parenti. Prima del tradizionale rinfresco, presso un ristorante di Aragona, alle ore 11, presso la chiesa San Giuseppe Artigiano, si celebrerà una Santa Messa. Su idea ed iniziativa della giovanissima pittrice favarese Tania Miccichè, di 24 anni, si inaugura a Favara domenica 16 settembre alle ore 20 presso il Caffè degli Artisti nella centralissima piazza Cavour la mostra Fabart 012, salutando l'estate al Caffè degli Artisti, esposizione collettiva di pittori siciliani. Alla mostra hanno aderito 10 artisti provenienti da tutta la provincia. Alla cerimonia di inaugurazione interverrà il professor Nuccio Mula, docente universitario e componente dell'Associazione Internazionale Critici d'Arte. Previsti anche ospiti d'onore per allietare la serata. La mostra resterà aperta sino al 31 ottobre. È l'agrigentino Giovanni Parisi ad organizzare un altro Guinness World Record, ma questa volta a Milano. Il nuovo record, che si terrà domenica 16 settembre, riguarda il giardino verticale più grande del mondo. A differenza di quello spagnolo, che misura quasi 900 metri quadri ed ha il primato, quello di Milano è grande circa 1400 metri quadri. A realizzarlo un noto architetto e si trova presso il centro commerciale Fiordaliso di Rozzano. Il giardino è una parete verticale coltivata con piante specifiche con una particolare tecnica ed è concepito come un'opera d'arte per la sua bellezza specifica. E adesso linea alla regia per il meteo. Salute a tutti e bentrovati all'appuntamento con il meteo per venerdì 14 settembre. La circolazione depressionaria Medea resta centrata proprio sulle regioni meridionali, con forte maltempo ancora su tutto il centro-sud e localmente sull'alto versante adriatico. Torna il sole su buona parte del nord, sulla Toscana e poi sul resto del centro. Guardate dalla grafica ancora i cieli coperti lungo le regioni adriatiche, soprattutto dalla Romagna fino alla Puglia, ancora su tutto il centro-sud, a esclusione della Toscana, dove si apriranno ampi spazi soleggiati, a partire da nord. Soleggiamento ampio anche su tutto il nord-ovest e sulla medio-alta Valpadana del Triveneto. Guardate le piogge, intermittenti ancora al mattino sulla Bassa Romagna, più consistenti sulle Marche centro-meridionali e i forti temporali che si abbatteranno ancora tra Abruzzo e Molise, su tutta la Puglia, soprattutto centro-settentrionale, e ancora tra la Campania e la Calabria tirrenica, ma anche sulla Sicilia, sempre tirrenica, visti i venti piuttosto sostenuti dai quadranti nord-occidentali. Osserviamo i mari, molto mossi od agitati tra le isole maggiori e tutti quelli occidentali, ma molto mosso anche il medio-basso Adriatico e lo Ionio. Temperature minime in calo al nord, viste le schiarite anche fin sotto i 10 gradi in pianura. Per quanto riguarda le massime, fin sotto i 20 gradi ormai su tutto il centro-sud, soprattutto sul medio Adriatico, spiccano i 14 gradi di Potenza e Campobasso. Qualcosa in più al nord-ovest, dove torna il buon soleggiamento. Per il momento è tutto, vi ringrazio per l'attenzione, alle prossime news meteo. Non ci sono altri aggiornamenti, grazie come sempre per averci seguito, vi do appuntamento alla prossima edizione del telegiornale, arrivederci.